Li voglio ringraziare ulteriormente perché sono intervenuti con molto entusiasmo, mi hanno sostenuto e li voglio ringraziare personalmente. Renzo Dallan, 72enne, ringrazia più volte gli amici, gli assistenti sociali del comune di Castelfranco e i carabinieri che hanno attivato una gara di solidarietà per aiutare lui, malato di Parkinson, e la moglie, da diversi anni costretta a letto a causa di un ictus. Tutto inizia alle 4 di questa mattina quando Dallan si alza e nell'accendere la luce scopre che non c'è energia elettrica. Io malato di Parkinson mi ha preso il panico perché la mia malattia quando si trova di fronte al buio non si ragiona più. Ho sbattuto la testa, poi sono riuscito un po' a malapena a raggiungere una torcia elettrica che ho acceso e da lì poi mi sono rassicurato. L'uomo prova a contattare la società che gestisce il servizio elettrico, ma dall'altro capo della cornetta risponde una voce registrata e così dopo diversi tentativi desiste. 2 ore dopo, intorno alle 6, aprendo la porta di casa, il 72enne si trova di fronte due tecnici della società che lo informano di aver risolto il problema. E infatti quando rientra in casa la luce è tornata, ma bastano pochi istanti perché l'abitazione venga nuovamente avvolta dal buio. Impossibile anche alzare le tapparelle, anche queste elettrificate. Dallan allora riprova a contattare il servizio clienti, ma ancora senza successo. È a quel punto che decide di chiedere aiuto prima ad un amico che prontamente lo raggiunge a casa e successivamente al 112. So che non è un servizio che loro sono tenuti a fare, però in questo caso si sono attivati per darmi una mano. Mi hanno mandato una pattuglia e con un maresciallo che è venuto, un sergente, adesso non so cosa fosse stato, si è messo in contatto con questo dischetto e fortunatamente è riuscito, non so come, a comunicare. Grazie all'intervento dei carabinieri il problema viene risolto e finalmente la luce ritorna nella casa della coppia. Si scoprirà poi che la sospensione dell'energia elettrica era dovuta ad un intervento di supervisione della linea a partire da Altivole, ma l'avviso non era arrivato nella via in cui abita la famiglia Dallan.